Buongiorno a tutti! Oggi vi voglio presentare il mio nuovo cappello. Il cappello da chef! Era da tempo che lo cercavo. Ma siete curiosi di sapere di che cosa vi voglio parlare? Allora io, bene che di conto. Io normalmente non utilizzo mai le parole straniere perché noi in Italia abbiamo un vocabolario abbastanza ampio, ma la parola chef è parte integrante della nostra cultura ormai da tanto tempo. Deriva dal francese chef de cuisine, che a sua volta deriva dal latino caput. E che cosa significa? Significa comandante, capo cuoco, il cuoco per eccellenza, colui che impartisce gli ordini. Beh, qua sono io il cuoco in assoluto, perché devo cucinare, ripulirmi le pentole, decidere il menù, aggiustare i danni che combino e tutto quanto. Quindi ha voglia, sta più che bene la parola chef. Vero? Come il mio cappellino. Vi saluto e a presto. Ciao! Colgo l'occasione anche per mostrarvi questi graziosissimi orecchini. È il mio grembiule stile sardo, nuovo nuovo, ha ancora l'etichetta, l'ho comprato in un mercato. È veramente carino, mi piace tantissimo. Invece gli orecchini sono stati realizzati da Bruna Melis, che ha delle mani d'oro, una carissima amica di mia mamma. Ha riparato tanti dei gioielli che io ho distrutto, sono gioielli che ho acquistato in mercati, in giro per il mondo, oppure regali doni che ho ricevuto. E, e poi lei ne realizza tanti e quindi è possibile durante i mercatini acquistarli. E quest'anno per Natale spero di potervene mostrare una vasta gamma. Non trovate che siano deliziosi? Bene, con il mio cappello da chef vi saluto e a presto. Ciao!